Siamo in compagnia di Dario Rigo, tecnico del Valdagno, una partita tirata, quella che ha perso il Valdagno 4-3 qui a Correggio, possiamo dire un match aperto a qualsiasi risultato. Sì, alla fine ha portato a casa il Correggio, diciamo su più errori nostri diciamo che meriti del Correggio. Sicuramente il Correggio il primo tempo può recriminare su alcuni pali, traverse che ha preso, però anche noi su rigori non realizzati, punizioni di prima, diciamo, potevamo portarla a casa prima e invece alla fine portiamo a casa una buona prestazione sicuramente, perché sono contento dei ragazzi perché hanno fatto veramente venire a Correggio, comunque un campo difficile, una squadra ostica e con obiettivi sicuramente più importanti rispetto ai nostri, più importanti ovviamente dal punto di vista della classifica. Noi l'obiettivo è sempre importante, però diciamo, mi porto a casa delle buone sensazioni. C'è molto da lavorare, c'è molto da migliorare, però i ragazzi sono stati bravi, io posso fare solo i complimenti alla mia squadra. Era il vostro esordio nella Coppa Italia di Serie A2, ricordiamo che nel primo turno avete riposato, che aspettative avete per questa stagione? Ma noi l'aspettativa è quella comunque di valorizzare i ragazzi di Valdagno e cercare di farli crescere per poi eventualmente chi avrà capacità, chi avrà comunque le caratteristiche per fare il salto di qualità, a dare una mano in Serie A come è successo con Marco Tomba, con Francesco Crocco, con Niccolò Crocco, e questa è un po' diciamo, la filosofia del Valdagno. E quindi noi dobbiamo cercare di mantenere la categoria per cercare appunto di far giocare questi ragazzi una categoria che comunque è una categoria importante, è una categoria dove si possono confrontare contro squadre come il Correggio appunto di ottimo livello che hanno ambizioni di salire magari di categoria. Grazie a Dario Rigo, in bocca al lupo per la vostra stagione. Grazie, ciao, alla prossima.